Entrano nel vivo le manifestazioni in occasione della Santa Pasqua, stasera la messa crismale presieduta dall'Arcivescovo Don Damiano, domani la processione del Venerdì Santo, ieri sera è successo per l'evento il pianto della Madonna in cattedrale. Al via domani la sagra dell'Agnello Pasquale a Favara, giunta alla sua 26ª edizione. Il governo regionale è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia. Sebastiano Di Betta rieletto presidente della FED, Federazione Editori Digitali, che rappresentano 12 milioni di utenti su base annua. Dopo la sconfitta con il Chiusi, esonerato il coach Calvani, richiamato Damiani Pilot, il presidente Moncada fa il punto sul futuro della squadra. L'Agragas domani al Granillo incontra il Reggio Calabria. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Entra nel vivo oggi la Settimana Santa ad Agrigento. Nel pomeriggio la Santa Messa Crismale presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano. Domani la processione del Venerdì Santo, il servizio. Entrano nel vivo le manifestazioni della Settimana Santa ad Agrigento nel pomeriggio presso la Cattedrale di San Gerlando alle ore 18:30. La Santa Messa Crismale, presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, domani giovedì santo 28 marzo, presso la Cattedrale di San Gerlando alle ore 19, la Santa Messa in Cena Domini, presieduta dall'Arcivescovo Damiano, alle 22 la veglia di preghiera fino alle ore 23. Alle ore 21 visita dell'Arcivescovo e dell'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso all'Addolorata, alle ore 22 la veglia mariana. La giornata del Venerdì Santo, 29 marzo, presso la Cattedrale di San Gerlando, alle ore 9 avrà inizio la processione con Gesù Appassionato, quindi al Santuario dell'Addolorata alle ore 10, incontro dei simulacri di Gesù e dell'Addolorata e una processione congiunta per le vie del centro storico. Alla Cattedrale di San Gerlando alle ore 14 la crocifissione, dalle 14:30 alle 17:30 le preghiere al Calvario, alle 17:30 la celebrazione della Passione del Signore e l'adorazione della croce presieduta dall'Arcivescovo. A seguire alle 19:30 la deposizione di Gesù della croce, alle 20 la processione serale con il Cristo morto e il simulacro dell'Addolorata. Presso la chiesa di San Domenico il messaggio dell'Arcivescovo in piazza Pirandello. Dopo l'intervento del Vescovo, il simulacro di Maria Santissima Addolorata farà il suo rientro nel santuario dell'Addolorata. Il Cristo morto farà rientro in cattedrale. Nella giornata del 30 marzo, sabato santo, il santuario dell'Addolorata alle 17:30, ora della Desolata, la preghiera con Maria. Alle 23, presso la Cattedrale San Gerlando, veglia e celebrazione eucaristica della Risurrezione del Signore, presieduta dall'Arcivescovo Damiano. Il 31 marzo, la domenica di Pasqua, alle ore 8:30, la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Sant'Alfonso, a seguire un'altra alle 11:30. Al Santuario dell'Addolorata alle ore 12 la celebrazione eucaristica, quindi presso la Cattedrale di San Gerlando dalle 20 in poi, celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Alessandro Damiano. Ai piedi della croce il pianto della Madonna di Jacopone da Todi, questo l'evento andato in scena ieri sera presso la Cattedrale di Agrigento, che ha visto momenti di arte, recitazione e musica, organizzata dall'Associazione Culturale Il Canto di Calliope, dall'Associazione Ecclesia Viva con la partecipazione dell'attrice di Macari Ester Pantano, Paola Di Noto, Marcella Lattuca, Arianna Vassallo, Simona Carisi. Le interviste. Quali emozioni, quali sensazioni ti suscita questa rappresentazione? Allora, per me sono tante le emozioni che in questo momento affollano la mia mente. Intanto il luogo, la cattedrale di Agrigento, che per me rappresenta tutto, rappresenta la vita e purtroppo rappresenta anche momenti brutti, in quanto qua c'è stato purtroppo il funerale di mio padre, però allo stesso tempo voglio vederlo come un segno di rinascita, di ricominciare, un nuovo inizio, perché ritornare in questo luogo dopo tanti anni per me è importante. Poi questo spettacolo io l'ho seguito da ragazzina sempre, perché l'ho fatto praticamente per 40 anni e adesso è una nuova versione, però ovviamente il pianto della Madonna è sempre quello, non c'è secondo me rappresentazione pasquale migliore di questa.
arricchita da un cast di eccezione, dalla presenza di un coro meraviglioso, da un ospite particolare che è Ester Pantano, che parteciperà con un cameo, arricchendo già un cast già di suo ricco, uno spettacolo già denso di momenti diversi, e dalla lettura alla recitazione al canto. Non voglio dire altro perché voglio dire è bello poi insomma scoprirlo insieme. Come nasce questo spettacolo ad Agrigento? Questo spettacolo nasce tanto tempo fa e nasce dalla mente, dall'iniziativa del Piccolo Teatro di Agrigento, e nasce in un periodo in cui di queste rappresentazioni se ne facevano almeno una quindicina durante il periodo pasquale in tutta la provincia di Agrigento, in tutte le chiese. Mio padre, Elia Rocco, Giovanni Sardone hanno costruito insomma lo spettacolo che si faceva allora. Stasera è un po' diverso perché abbiamo incentrato tutto sulla croce e su questi martiri che hanno fatto della loro croce la loro resurrezione, la loro vita eterna, e quindi un po' di vecchio, un po' di nuovo, un po' di storia, un po' anche di piaghe sociali, chiamiamole così, che non sono mai state sconfitte come la mafia, come il razzismo, però noi vogliamo essere ottimisti e vogliamo sperare che così come i nostri martiri, quelli che ci hanno preceduti, i nostri eroi, sono riusciti a diventare immortali portando la loro croce, portando la loro pena, facendo della loro pena la loro sorgente di vita eterna, possa anche per il futuro esserci una prospettiva più rosea di quella che stiamo vivendo, ahimè, in questo momento. Ester Pantano, al pianto della Madonna ad Agrigento in cattedrale, quali emozioni ti ha suscitato questo spettacolo? Lo spettacolo è sicuramente intenso. Quando mi è stato proposto subito ho avuto un grande orgoglio intanto nell'essere considerato, e soprattutto un grande trasporto rispetto a quello che intanto è la cornice che raccoglie appunto questo evento, e quindi la cattedrale qui ad Agrigento, che è un luogo spettacolare che invito tutti a visitare anche per il grado di conservazione in cui si trova, perché è veramente in ottimo stato, e poi per quello che è la condizione del coro, quello che è la condizione di sacralità e quello che è la figura femminile come è appunto la Madonna, e quindi la condizione di sacrificio e la condizione di quello che sono le madri in generale in questo periodo storico. E approfitto per parlare delle madri palestinesi e di questo periodo, e quindi di quello che sono, come se fossero veramente tante Madonne, come se questa perdita di figli continua deve assolutamente cessare, i figli della nostra terra, i figli in generale di tutto il mondo, e quindi stop al genocidio. Quali emozioni, quali sensazioni ti ha suscitato questo spettacolo, il pianto della Madonna? Tutto è praticamente addizionato, oltre che a quello che abbiamo visto, quindi all'esibizione, al mistico che c'è dentro questa meravigliosa chiesa, la nostra cattedrale, e quindi ci sono i ricordi di quello che siamo stati e di quello che c'è attorno a noi. Chi crede penso che viva un momento straordinario dentro proprio l'anima, e questo lo abbiamo provato tutti questa sera. Tante, anche perché il pianto della Madonna era una delle rappresentazioni che mia madre faceva fare ai suoi alunni quando faceva la maestra, e Marcella ha iniziato proprio con mia madre a fare la Madonna nel pianto della Madonna di Jacopone da Todi. Quindi è un'emozione doppia la mia, sia perché sono stata tante volte Maddalena, però qui in cattedrale mai, quindi sono contenta di rappresentarla qui, e sia perché è un ricordo anche di mia madre per me. Guarda, torno da una tournée molto lunga in città e teatri molto importanti, ma recitare questa sera nella mia città e nel Tempio della fede cristiana ad Agrigento è stata forse una delle più grandi emozioni dell'ultimo periodo. D'altro canto la Madonna di Jacopone da Todi è diciamo un personaggio che mi perseguita, perché ho iniziato proprio la mia carriera alle scuole elementari proprio facendo questo ruolo, e adesso con la maturità insomma che mi sono portata un po' dietro, devo dire che l'emozione si è veramente triplicata. È una grande responsabilità aver fatto questo ruolo questa sera per la mia città. Per te è un ruolo importante, sei la Madonna Maria, la mamma di Gesù. Sono Madonna e
ho raccolto una parte molto pesante, insomma, è un ruolo che sicuramente doveva essere fatto con misura e dignità e anche e soprattutto umanità, perché la Madonna è la Santissima Vergine, ma prima di tutto è una madre che ha perso il proprio figlio. Quindi noi abbiamo impostato lo spettacolo, proprio la rappresentazione, proprio sottolineando questo aspetto umano della Madonna. Si terrà domani 28 marzo fino al prossimo 30 la 26ª Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara, l'evento promosso dal Comune e dalla locale Proloco, il servizio. Si terrà dal 28 al 30 marzo prossimi la 26ª Sagra dell'Agnello Pasquale a Favara. L'evento è stato promosso dal Comune di Favara con la Proloco Castello e il supporto di numerosi partner. 3 giorni tutti ospitati dal Castello Chiaramontano, che saranno un'occasione per approfondire la conoscenza di questo dolce ormai famoso in tutto il mondo, ma soprattutto ragionare del futuro di un prodotto che caratterizza Favara e che sempre in futuro avrà un ruolo centrale nella promozione del nostro territorio. Tema di quest'anno è simbologia, delizia, colori e gusto dell'Agnello Pasquale di Favara. L'apertura della sagra si terrà giovedì 28 alle 10:30 con una doppia iniziativa dedicata all'Agnello Pasquale a cura dei maestri pasticceri di Favara e dell'azienda favarese, una dedicata ai panarelli e ai pani votivi a cura dei maestri panificatori favaresi. Alle 17 si terrà l'inaugurazione della sagra alla presenza di numerose autorità, dei rappresentanti degli ordini professionali, le istituzioni che si occupano della valorizzazione della mandorla, del pistacchio e di turismo. Alle 18 a seguire si terrà l'esibizione del gruppo folk Fabaria Folk, mentre alle 18:30 una dimostrazione di preparazione dell'Agnello Pasquale all'opera dell'Istituto Alberghiero Ambrosini. Alle 19 spazio invece a una degustazione eccezionale offerta dalla ditta Pita Birra a cura di Valeria Vita, che accompagnerà l'Agnello Pasquale con la birra artigianale. Si prosegue venerdì 29 marzo, il giorno di Venerdì Santo, con una giornata dedicata alla visita delle mostre presenti al Castello Chiaramontano, che saranno fruibili gratuitamente dalle 9 alle 13. Sempre sabato 30 marzo alle ore 11 la rappresentazione e degustazione dell'Agnello Pasquale con una dimostrazione a cura dell'associazione Ensemmola e dello chef Giuseppe Moscato. Alle 17 nel pomeriggio spazio invece all'evento da mandorla a pistacchio all'Agnello Pasquale, una dimostrazione a cura dell'azienda favarese. Alle 18 una doppia rappresentazione e degustazione dei prodotti tipici locali a cura dell'associazione San Giuseppe da mandorla e pistacchio all'Agnello Pasquale e dal latte alla ricotta. La sagra si concluderà alle ore 19 con un concerto di Giuseppe Calabrese. Per tutta la durata della sagra si potrà visitare, oltre il castello, la Biblioteca Mendola, la Chiesa Rosario e Marzipan, il Museo della Mandorla. 2 importanti sopralluoghi sono stati effettuati a Palma di Montechiaro dal sovrintendente beni culturali di Agrigento per un possibile del recupero del Calvario e del castello di Palma di Montechiaro, il servizio. 2 importanti sopralluoghi sono stati effettuati nel comune di Palma di Montechiaro dal sovrintendente beni culturali di Agrigento, l'ingegnere Vincenzo Rinaldi, con alcuni tecnici e funzionari accompagnati per l'occasione dal sindaco della città del Gattopardo Stefano Castellino, dai responsabili dell'ufficio tecnico architetto Lillo Inguante e l'architetto Salvatore Di Vincenzo. Il primo sopralluogo è stato effettuato al Calvario, che sarà oggetto di restauro a breve, e il secondo al Castello Chiaramonte per valutare lo stato delle cose e programmare un intervento risolutivo per riportare anche il castello, unico castello chiaramontano sul mare, all'antico splendore. La sinergia tra le istituzioni, ha affermato il sindaco Castellino, è fondamentale e indispensabile per migliorare la nostra meravigliosa terra. Il governo regionale è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia, un provvedimento che punta soprattutto a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini, di quella per il comparto agricolo e zootecnico, il servizio. Il governo regionale è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia, un provvedimento che punta soprattutto a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini, di quella del comparto agricolo e zootecnico, per consentire alle imprese siciliane di continuare a lavorare e portare avanti i cantieri nell'isola. Questa è la decisione che è stata presa nel corso della riunione del tavolo tecnico
convocato a Palazzo Dorlean dal presidente della regione Schifani, al quale hanno preso parte l'assessore all'agricoltura San Martino, il capo di gabinetto della presidenza San Martano, il segretario generale dell'autorità di bacino della Sicilia Santoro, il dirigente generale del Dipartimento dell'Agricoltura Dario Caltabellotta, il dirigente regionale della Protezione Civile Cocina e quello dell'Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito del Dipartimento dell'Acqua Mario Cassarà e gli ingegneri Massimo Burruano, Giuseppe Alessio per Sicilacque. La situazione è seria, ha affermato il presidente della regione Schifani. Il governo regionale sta facendo il possibile per affrontare l'emergenza, coinvolgendo tutti i rami dell'amministrazione competente e chiedendo adesso il supporto dello Stato. In questo modo, continua Schifani, avremo non solo le risorse economiche necessarie per gli interventi più urgenti, ma anche lo strumento per accelerare le procedure e sostenere il comparto agricolo e zootecnico. La Giunta Schifani lo scorso 13 marzo aveva approvato lo stato di crisi di emergenza regionale nel settore idrico potabile fino al 31 dicembre prossimo per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. A febbraio aveva proclamato lo stato di calamità naturale di siccità severa per l'intero territorio siciliano, lo stato di crisi idrica sia per il settore irriguo che per la zootecnia. Il 2023 è stato il quarto anno consecutivo con le precipitazioni in Sicilia al di sotto della media storica di lungo periodo e anche per i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature alte e scarsità di piogge, hanno confermato questa tendenza. L'assessore San Martino è intervenuto dicendo con un cronoprogramma articolato, prevede tra l'altro le azioni, la rifunzionalizzazione di alcuni impianti di dissalazione presenti in Sicilia, come quelli di Gela e Porto Empedocle, ma allo stesso tempo ci stiamo attivando per reperire nuovi moduli di dissalazione che ci aiuteranno a fronteggiare la grave siccità. L'impegno del governo regionale, ha terminato San Martino, e del mio assessorato in particolare è rivolto a sostenere agricoltori e allevatori che stanno pagando il prezzo più alto per questa crisi. Oggi presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento l'avvocato Gaetano Allotta ha incontrato il comandante provinciale Nicola De Tullio per una visita istituzionale, durante la quale è stata consegnata la targa appuntato Allotta per l'anno 2025, apprezzato riconoscimento ideato dall'autore, istituito oltre 40 anni fa, unitamente alla sorella Antonietta De Leonora, in ricordo del loro genitore Benedetto, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica e cavaliere di Vittorio Veneto. Nuovo colpo alla rete di Matteo Messina Denaro, arrestati 3 insospettabili, l'architetto Massimo Gentile, il radiologo Cosimo Simone e Leonardo Gulotta, per concorso esterno in associazione mafiosa. L'operazione è stata fatta dai carabinieri del ROS. La corrispondenza da Trapani. Nuovo colpo alla folta rete di complici e fiancheggiatori che per quasi 30 anni hanno aiutato il boss Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso settembre. Il ROS dei Carabinieri, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ha infatti arrestato altre 3 persone, tra cui un radiologo ed un architetto. I 3 indagati, in fasi diverse con un contributo distinto, avrebbero permesso al capomafia di Castelvetrano, catturato il 16 gennaio dell'anno scorso alla clinica La Maddalena, sia di curarsi ma anche di acquistare alcuni mezzi per spostarsi. Il mafioso ha quindi utilizzato le loro identità e i loro documenti per poter vivere tranquillamente come se non fosse l'uomo più ricercato d'Europa, e non solo. Gli arrestati sono Massimo Gentile, Leonardo Salvatore Gulotta e Cosimo Leone. Secondo la procura il primo avrebbe fatto parte a tutti gli effetti di Cosa Nostra e avrebbe ceduto la sua identità a Messina Denaro per consentirgli di acquistare una macchina ed una moto, stipulare le relative polizze assicurative, ma anche per fare alcune operazioni bancarie. Gentile, originario di Erice e dal 2019 dipendente del comune di Limbiate Monza, dove si occupa dei procedimenti del servizio lavori pubblici. Anche Leone farebbe parte a tutti gli effetti di Cosa Nostra, anche se da insospettabile tecnico sanitario di radiologia all'ospedale di Mazzara del Vallo. Avrebbe aiutato il mafioso a curarsi, diventandone un punto di riferimento per le terapie nella struttura in cui
cui peraltro era stato ricoverato da latitante dopo la diagnosi del tumore e che poi lo ha ucciso 8 mesi dopo la cattura. Leone avrebbe anche fornito un cellulare a Messina Denaro durante un periodo di degenza dopo un intervento che avrebbe a sua volta ricevuto da Andrea Bonafede, il geometra, che nell'ultimo periodo aveva ceduto la sua identità al capo mafia. Infine c'è Gulotta, addirittura dal 2007 sino al 2017 avrebbe assicurato la disponibilità di un'utenza telefonica a Matteo Messina Denaro, che avrebbe consentito proprio al boss di gestire i suoi vari mezzi di trasporto. Sono in corso delle perquisizioni tra Trapani e la Lombardia per accertare nuove più ampie responsabilità ai tre, e il blitz è stato eseguito anche con l'ausilio dei comandi provinciali dei Carabinieri di Trapani, Milano e Monza Brianza. Sebastiano Di Betta è stato riconfermato presidente della Federazione Editori Digitali, l'assemblea della FED, che si è svolta ieri a Palermo. L'avvocato Di Betta, al termine del suo primo mandato alla guida della FED, si era presentato dimissionario, ma è stato riconfermato all'unanimità dall'assemblea degli editori per l'eccellente lavoro svolto sin qui. Il servizio. Sebastiano Di Betta è stato confermato presidente della Federazione Editori Digitali. L'assemblea della FED si è svolta a Palermo. L'avvocato Di Betta, al termine del suo primo mandato alla guida della FED, si era presentato dimissionario, ma è stato riconfermato all'unanimità dall'assemblea degli editori per l'eccellente lavoro svolto sin qui. La Federazione degli Editori Digitali rappresenta 12 milioni di utenti su base annua. La FED si doterà adesso in via sperimentale di una struttura piramidale articolata sul territorio. Si parte dalla Sicilia con la decisione dell'Assemblea di individuare dei responsabili provinciali. Questa struttura è stata immaginata per diffondere più facilmente la cultura digitale e continuare il percorso di sensibilizzazione già tracciato verso le istituzioni e il mondo dell'impresa su quelle che sono le principali tematiche dibattute a livello nazionale e mondiale, con un focus particolare e approfondito sulla nuova rivoluzione digitale. L'Assemblea altresì si è confrontata sull'assoluta necessità di promuovere e sostenere un dibattito pubblico che abbia come finalità l'adozione di un provvedimento legislativo o di governo capace di soddisfare le esigenze dell'industria dell'editoria, da troppo tempo trascurata, per non dire bistrattata. Per la Federazione Editori Digitali è evidente che la Sicilia sia oggi possibile lavorare in tal senso, grazie all'attenzione e alla sensibilità dimostrata sui temi dell'informazione e dell'innovazione da parte del governo regionale e del Parlamento regionale in modo trasversale, con un impegno congiunto tra maggioranza e opposizione, secondo quanto sostiene la FED. Nei prossimi giorni la FED chiederà al Presidente dell'Arsi, nella qualità di garante del Parlamento più antico d'Europa, un confronto istituzionale per illustrare le esigenze del settore. Abbiamo fatto il punto dopo 6 mesi di attività. Oggi siamo tutti soddisfatti, raggiungiamo numeri importanti in termini di visualizzazione, circa 400.000 di visualizzazioni su base annua, e in termini di utenti siamo arrivati a circa 11 milioni di persone che ci leggono in Italia. Quanto è cresciuta e come si sta organizzando la federazione sul territorio? Proprio per questa crescita inaspettata abbiamo ritenuto opportuno al fine anche di radicarci sempre di più sul territorio, modificare la governance della federazione, prevedendo dei responsabili su base provinciale, in modo da poter più efficacemente attenzionare le problematiche che riguardano il territorio, al fine anche di valorizzare il tessuto imprenditoriale che abbiamo nella nostra straordinaria isola. Quali sono state le decisioni assunte dall'Assemblea? Decisioni tante, l'osservatorio è la prima cosa che costituiremo, e quindi nei prossimi mesi immaginiamo di coinvolgere anche le università al fine di capire esattamente quante sono le risorse che vengono assegnate alla Sicilia alle istituzioni per le attività di comunicazione. Manifestazione a Palermo della comunità gambiana, chiedono giustizia per l'uccisione di Chitimmi Cessai, ucciso lo scorso 5 marzo con una coltellata. Cosa è successo noi non lo sappiamo, motivo per cui ci sono anche le indagini in corso, e noi confidiamo anche alle autorità che venga fatta luce su questa storia. Noi quello che sappiamo è che lui è stato accoltellato, è stato investito ed è finito in ospedale. Di seguito a ciò è morto. Non sappiamo se la causa della sua morte è dovuta a questo, però sappiamo che chi comunque intenzionalmente pugnala una persona è per anche ucciderlo.
quindi non sappiamo ancora se il motivo della sua morte è dovuto a questo, però noi chiediamo giustizia per questo. Questa storia particolare non è una storia di razzismo, questa cosa qua, ma in generale c'è anche del razzismo, ok? Quindi noi oggi siamo qui non per denunciare particolarmente il razzismo, ma per denunciare il razzismo istituzionale, perché lui è stato pugnalato e restò in ospedale e la polizia è stata chiamata ed è venuto un'ora dopo e non abbiamo visto nessuno che ha scritto niente, questo perché non sono usciti fuori, quindi non era così tanto importante da farlo uscire fuori e quindi per questo noi chiediamo che le cose vengano fatte in modo giusto, perché anche la sua vita valeva qualcosa, come la vita di tutti noi quanti. Chiediamo la giustizia per Khadija e per Salima. Non ho parole per dimostrare la tristezza che sento e quella che può sentire una bambina crescendo senza papà e arrivare a fare 20 anni al suo compleanno, ricordarsi che il suo papà è morto al suo compleanno e l'altra bimba a ricordarsi che suo papà è morto alla sua nascita. Perché sono nati nello stesso giorno, il papà è morto nello stesso giorno dalla nascita di due bimbe. Di due bimbe non è giusto. Giustizia! Giustizia! I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Patti e della stazione di Gioiosa Marea hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal dottor Vittorio Cavallo nei confronti di un uomo di Gioiosa Marea su cui conto il giudice, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di incendio boschivo plurimo aggravato. La corrispondenza da Messina. Avrebbe appiccato il fuoco con vari inneschi, mandando in cenere un'ampia area boschiva nel messinese. Con questa accusa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Patti e della stazione di Gioiosa Marea hanno eseguito in mattinata un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal dottore Angelo Vittorio Cavallo nei confronti di un uomo di Gioiosa Marea. Nei confronti del presunto piromane il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di incendio boschivo plurimo aggravato. I fatti risalgono alle prime ore della mattinata del 23 ottobre scorso, quando un'area boschiva, sottoposta a vincolo paesaggistico e a rischio idrogeologico, compresa nei territori dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino, era stata interessata in un arco di tempo ristretto da più incendi. L'intervento dei soccorritori aveva limitato il propagarsi delle fiamme, che tuttavia avevano ormai distrutto oltre 700 metri quadri di fitta vegetazione e macchia mediterranea, giungendo quasi in prossimità di abitazioni e lambendo il capannone di una falegnameria. L'attività investigativa dei carabinieri è stata sviluppata attraverso l'ispezione dei luoghi, che ha consentito di individuare tracce e reperti utili alle indagini e preziose testimonianze rese da alcuni cittadini della zona. Dagli accertamenti è emerso che l'indagato quella mattina avrebbe appiccato verosimilmente con un accendino, in un breve lasso di tempo, ben 6 inneschi a poca distanza l'uno dall'altro, dei quali si sono poi sviluppate le fiamme, poi arginate e spente dall'intervento dei vigili del fuoco. Le indagini sono state supportate anche dall'ausilio di personale dell'area tecnica del comune di Gioiosa Marea, che ha permesso di ricostruire fedelmente i punti di innesco delle fiamme, secondo la loro sequenza temporale e spaziale, e la direttrice percorsa dall'autore degli inneschi. L'arresto segue altre analoghe indagini avviate a seguito degli incendi che si sono verificati alla fine dell'estate e nell'autunno scorsi, nell'ambito delle quali i carabinieri delle compagnie di Patti e Mistretta, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, nei mesi di ottobre e dicembre, in 2 distinte circostanze, hanno eseguito l'arresto di 2 persone, di cui una sorpresa in flagranza di reato, ritenute responsabili di incendio boschivo e poi condannate. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. La linea alla regia per la pubblicità. Ulteriore giro di vite sul super bonus, questo quando deciso il nuovo Consiglio dei Ministri. Nuove regole saranno inserite al fine di contenere l'impatto negativo sul bilancio dello Stato. La corrispondenza. Sono misure
tese a chiudere definitivamente diciamo, la eccessiva generosità di una misura che, come è noto, ha causato gravi problemi alla finanza pubblica e i cui effetti definitivamente potremo in qualche modo contabilizzare tra pochi giorni, quando si chiuderà la finestra per il caricamento di tutti i lavori e le fatture eseguiti entro il 31 dicembre del 2023. Altro giro di vite a sorpresa per il super bonus. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera ad un nuovo decreto legge. Il provvedimento non era all'ordine del giorno ed è stato presentato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della riunione. Scompare lo sconto in fattura, arriva la dichiarazione preventiva, vengono bloccate le compensazioni con l'agevolazione ACE che riguarda le imprese. I crediti vengono prima compensati con le eventuali cartelle degli accertamenti fiscali. L'obiettivo del provvedimento è di contenere i costi della misura. Secondo gli ultimi dati dell'Enea a febbraio, la spesa a carico dello Stato per le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammonta a 114,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al mese precedente. A febbraio sono stati ammessi a detrazione lavori per 104,4 miliardi. I lavori hanno riguardato 480.815 edifici, tra cui anche 8 castelli. Sono state queste le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri. Sicuramente aspettiamo i dati definitivi, le sorprese purtroppo non sono mancate, sempre in senso negativo, dice ancora. Già il conto è salatissimo, anche se qualcuno ne è entusiasta, il prezzo per la finanza pubblica e sul debito graverà per diversi anni a venire. L'obiettivo di questo decreto è mettere un punto finale rispetto all'impatto sul 2023, fatto salvo le valutazioni definitive di Eurostat. Ha continuato ancora. Inoltre, ha rilevato Giorgetti, abbiamo esteso a questa fattispecie la compensazione rispetto ai debiti di coloro che intendono usufruire dei crediti d'imposta rispetto ai debiti effettivamente accertati nei confronti dell'erario. Infine, ancora sottolineato il Ministro, c'è anche la limitazione alla cessione del credito ACE. Abbiamo cominciato su questa agevolazione, che peraltro è stata eliminata dalla riforma fiscale recentemente approvata, perché abbiamo cominciato a notare un utilizzo fraudolento della medesima. Passiamo allo sport. La Fortitudo Moncada Agrigento comunica l'esonero del coach Marco Calvani dopo l'ultima sconfitta avvenuto contro il Chiusi per 84-88. Intanto il presidente Gabriele Moncada entra nel merito delle scelte fatte dalla società e del momento che si sta attraversando, guardando però al futuro. Sentiamo la dichiarazione di Gabriele Moncada. Presidente, nel momento più difficile della stagione arriva nuovamente il cambio in panchina, torna coach Pilot. Qual è la motivazione di questa scelta? Le ultime 11 partite ci hanno spiegato che nulla è cambiato. La scelta di Calvani era semplicemente per dare uno scossone ai ragazzi, scossone che non è arrivato. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di fare un retrofront e di richiamare a coach Pilot di nuovo alla guida dei nostri ragazzi. Scelta fatta anche per tutelare il patrimonio dei giocatori, perché abbiamo un paio di giocatori che hanno un biennale e quindi volevamo dare un segnale, volevamo calmare sicuramente l'area negativa che si stava creando. Con coach Pilot ripartiamo con un obiettivo, intanto quello di giocare tutte le partite al massimo. È anche vero che la classifica ad oggi non è dalla nostra parte, però lo sport è bello perché ci permette di sognare. Sappiamo che è molto difficile, però il nostro obiettivo è quello di dare il massimo partita dopo partita. Lo abbiamo detto diverse volte che noi facciamo pallacanestro per lasciare qualcosa sul territorio, e quindi l'obiettivo è intanto tutelare il nostro logo e tutelare la Fortitudo Agrigento, perché comunque questo è stato un anno difficilissimo che è stato dettato da tanti piccoli dettagli
che sicuramente molti dei nostri diciamo supporter, fans non sanno. L'annata 2023-2024 è stata difficile su tutti i fronti, anche sul fare mercato, perché l'asticella della Serie A2 si è alzata drasticamente e con i budget che abbiamo avuto, con lo stesso budget di tutti gli anni non siamo riusciti a fare il mercato che volevamo, o meglio abbiamo cercato determinate scommesse semplicemente anche per il budget che ci ritrovavamo, scommesse che ad oggi sono, diciamo, non ci stanno dando esiti positivi. È un'annata, come ho detto, difficile, ma l'obiettivo è quello di vedere a lungo termine. Lungo termine non è giugno 2024, ma è vedere sicuramente al 2027. Noi vogliamo costruire qualcosa che sia equilibrato per la nuova riforma fiscale e sportiva che si è creata. Quindi l'obiettivo della Fortitudo è tutt'altro. L'obiettivo della Fortitudo è strutturarci per ripartire. Capiamo i malumori, ma è normale che abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi, lo zoccolo duro dei 400 abbonati. Quindi ci siamo. Questa è una situazione insolita nella storia della Fortitudo, però sta lanciando un messaggio di ripresa. Si può dire che questo sarà anche un anno di transizione al di là dei risultati? Sì, allora diciamo che è insolita, sì. Però è capitato diverse volte, sia l'anno quando giocavamo a Favara, sia il primo anno del Palamongada, dove gli andamenti sportivi, l'anno di Esposito, gli andamenti sportivi non sono andati per come volevamo. Se non sbaglio l'anno di Esposito siamo pure retrocessi. Sicuramente il format, la formula del campionato ci penalizza, perché essendo la prima volta che si viene a creare un girone salvezza, ci troviamo in una situazione molto penalizzante rispetto agli altri anni, perché se ci fossero stati i normali play-out, sicuramente le carte in gioco sarebbero cambiate. Quindi ripartiamo, come hai detto tu, sì, questo io non lo vedo come un punto, io lo vedo come un punto di partenza, è un punto dove abbiamo sicuramente capito i nostri errori, un punto che ci porterà sicuramente a maturità per le prossime scelte. E molti tifosi si chiedono quale sarà il futuro della Fortitudo Agrigento. Si può dire che, come hai detto tu adesso, è un punto di partenza e quindi vuole tornare ad alti livelli nei palcoscenici che contano? Allora, il futuro della Fortitudo Agrigento. Questa è una domanda che mi pongo sempre. La Fortitudo Agrigento sicuramente nei prossimi anni dovrà iniziare a essere molto più forte sul bacino del settore giovanile, nel senso che dovremmo creare nuovi supporter aumentando i numeri del mini basket e il numero del settore giovanile. Poi quando parliamo di livelli, quando parliamo di conquiste sul campo, sicuramente vogliamo giocare per vincere, però per giocare per vincere ci vuole determinate cose che vanno tutte la stessa direzione. Le lamentele che facciamo sul botteghino nascono perché noi vogliamo vincere, ma abbiamo bisogno degli spettatori, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga. Il sostegno avviene, tifosi, abbonamenti e sponsor, quindi dobbiamo far sì che questi due numeri, queste due carte aumentano in modo tale da essere competitivi con tutte le altre squadre di tutti i campionati, sia Serie A2 che Serie B. Vigilia di campionato per l'Acragas domani alle ore 14:30 sarà in scena al Granillo di Reggio Calabria contro la Regina. Presente per la partita il mister Marco Coppa. Domani l'Acragas torna in campo, di scena al Granillo contro la Regina, partita dal sapore affascinante. Sì, hai detto benissimo, perché domani sarà al Granillo, conosciamo la storia della Regina, per cui sarà veramente bello misurarci
sicuramente ci sarà uno stadio pieno di tifosi, perché la Regina, ho visto anche nelle immagini, ha un seguito importante anche fuori casa, per cui il nostro grado di maturità e di personalità calcistica anche per questo. Sarà una Kragas ancora affamata di punti? Ma assolutamente sì, noi vogliamo tentare di fare. È stato così, nel senso che noi ci siamo posti un altro obiettivo, ancora non è stato raggiunto matematicamente il primo, ma anche se l'avessimo già raggiunto, comunque l'altro obiettivo è quello di tentare di fare più punti possibili da qua a fine campionato. Che partita ti aspetti a Granillo? Mi aspetto una partita sicuramente di intensità da parte loro altissima, noi dobbiamo essere bravi a non farci cogliere di sorpresa, noi dobbiamo indovinare l'approccio di questa partita. Una delle nostre forze, delle nostre armi sta proprio nell'intensità e noi quindi dovremmo tentare di mantenerla nell'arco della gara, però oggi andiamo al Granillo con una forza in più, sempre con una in più, perché questa squadra ha avuto una crescita graduale, per cui andiamo lì ancora un po' più sicuri di quello che siamo. Il morale è altissimo, la Kragas ha vinto domenica contro Legia Virtus, ha vinto nettamente bene. Cosa hai detto ai giocatori? No, io li ho semplicemente ringraziati perché era giusto così, era giusto doverli ringraziare anche uno per uno, perché ci ricordiamo tutti che c'è stato l'esordio di qualcuno in questo campionato domenica, c'è stato il rientro dopo tanto tempo di qualcun altro, c'è stata gente che ha sostituito giocatori importanti con grande esperienza senza averne fatto sentire assolutamente l'assenza, per cui il mio è stato semplicemente un ringraziamento appena è finita la partita e sono entrato dentro gli spogliatoi, e oltre ai complimenti da parte di tutti, della società, dei tifosi e quindi anche i miei. Però quella partita è già passata, ora dobbiamo pensare sicuramente alla Regina domani e poi anche alle prossime partite che ci porteranno alla conclusione di questo campionato, spero ripeto nel miglior modo possibile. Vi proponiamo ora una goal collection della 32esima giornata del campionato di Serie D Girone I. 32esima giornata in Serie D, muove un solo passo in avanti il Siracusa che non va oltre l'1-1 in casa del Città di Sant'Agata, pareggio agrodolce per l'11 di Gaspare Cacciola che va in vantaggio con Sarao, pescato da Russotto, rimontato dalla punizione vincente di Saverino, pareggio che sta benissimo al Trapani che osserva il turno di riposo e vede diminuire il proprio vantaggio a 10 lunghezze quando mancano solo 6 turni alla conclusione del campionato. Consolida il terzo posto la Vibonese, prevalsa di misura sulla Reggio Calabria, a decidere la rete nel primo tempo di Ciro Favetta che fallisce anche dagli 11 metri un calcio di rigore. Torna la vittoria il Real Casalnuovo nell'anticipo del sabato contro la San Cataldese. Campani che occupano il quinto posto solitario con le reti di Buchicchio e Ruggero in risposta alla rete verde Amaranto ad opera di Durmush. Emozione al Cardio Palma tra Ragusa e San Luca. Calabresi che piazzano l'1-2 con Ficara, vantaggio che dura per oltre un'ora di gioco finché gli Blay non ribaltano il match con la doppietta di Reinero e la rete in zona Cesarini di Tuccio. Ragusa che adesso tocca il settimo posto in classifica, posizione che condivide con la Cireale Corsaro a Castrovillari con la rete al tramonto del primo tempo ad opera del solito Zuppel. Vittorie pesantissime oltre che nel punteggio per Akragas e Canicattì. Il gigante batte la Nuova Regia Virtus con le reti di Litteri, Grillo e Gonzales. Medesimo punteggio a vantaggio del Canicattì che batte il Locri grazie alle firme di Boniglia, Tedesco e Catania. Vittoria di capitale importanza per il Portici che batte la Gioiese a domicilio per 3-2. Azzurri che mettono la freccia con Teiu e Mauri. Non molla la Gioiese che agguanta la parità con Vasile e Dioco Bebè prima della rete di Pio Schiavi, decisiva a mezz'ora dallo scadere. Goal Collection che vi dà appuntamento al prossimo mercoledì in netto anticipo sul weekend di Pasqua. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica alle ore 9 e sull'LCN 268 in tutta Italia. Con questo vi auguriamo una buona serata.